TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nel prosieguo delle attività investigative condotte anche nella giornata odierna sull'accoltellamento avvenuto nei giorni scorsi, a riscontro dell'ipotesi finora seguita, i militari della compagnia di Castelfranco Veneto hanno rinvenuto all'interno di un fosso in via Pagnana, poco distante dal parcheggio dove sono stati fermati i due soggetti arrestati, un coltello da cucina con una lama lunga circa 10 centimetri. L'oggetto, nascosto dalla vegetazione, è stato individuato grazie all'utilizzo di un metal detector. Sebbene sul coltello non siano presenti tracce ematiche, il luogo del rinvenimento e le caratteristiche dell'arma lo rendono verosimilmente compatibile con l'aggressione. Il coltello è stato sequestrato e, su disposizione della Procura della Repubblica, nella persona del PM dottor Caprarora, sarà sottoposto ad accertamenti tecnici presso il RIS di Parma nei prossimi giorni. E ancora cronaca, sono stati svolti numerosi controlli su tutto il territorio provinciale da parte dei carabinieri del NIL, Nucleo Ispettorato del Lavoro di Treviso, con la collaborazione dell'Arma Territoriale, volti a verificare la regolare occupazione dei lavoratori ed il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'attività ispettiva ha interessato principalmente i settori dell'agricoltura e dei pubblici esercizi, oltre che quello dell'edilizia. Nel corso dei controlli sono stati identificati complessivamente 13 lavoratori in nero e tra questi 2 cittadini extracomunitari irregolari sul territorio nazionale. Nel complesso i controlli effettuati hanno permesso di riscontrare numerose violazioni, a seguito delle quali sono state irrogate sanzioni e ammende per circa 180.000 euro. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Alle prime luci dell'alba del 5 maggio, i carabinieri della stazione di Silea, con il supporto dell'unità cinofili del Comando Carabinieri di Torreglia, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso nei confronti di un uomo di 30 anni di origine albanese, domiciliato a Treviso in via Feltrina. Durante l'operazione la perquisizione è stata estesa anche a un secondo immobile, situato in via Panigae, sempre a Treviso, non a uso esclusivo dell'indagato. L'unità cinofila ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti, consentendo il rinvenimento di 302 grammi di cocaina. Nel corso dell'operazione sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati una carta d'identità smarrita intestata a una giovane donna residente nel Bassanese, una banconota da 500 euro e 2 banconote da 50, tutte risultate false. Diversi monili in oro, di cui l'indagato non ha saputo giustificare la provenienza. Tutto quanto, droga e materiali, è stato sequestrato. E nella serata di lunedì, le volanti della Polizia di Stato hanno denunciato per insolvenza fraudolenta una cittadina italiana classe 82, rifiutatasi di pagare un conto di circa 160 euro dopo la cena in un ristorante in via Terraglio. La 43enne, in particolare, aveva consumato la cena con altre 2 persone, fuggite dal ristorante dopo essere uscite con la scusa di fumare una sigaretta. Stesso tentativo che avrebbe posto in essere la donna, fermata tuttavia dai dipendenti del locale che, al suo rifiuto di saldare il conto, hanno chiesto l'intervento della Polizia di Stato. L'immediato arrivo sul posto delle volanti ha consentito di identificare la donna e di accertare che la 43enne era destinataria anche di un foglio di via da Treviso, motivo per cui veniva denunciata anche per la violazione della misura di prevenzione disposta dal questore. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.